Bevilacqua Giuseppe. Bevilacqua Giuseppe, si accomodi, signor Bevilacqua, per favore. Vuol dare le sue generalità, per cortesia? Scusi, non si sente bene. Non ti ho sentito, scusi. Vuol dare le sue generalità? Mi chiamo Bevilacqua Giuseppe, sono un americano, sono un funzionario per un governo straniero e lavoro in Italia. Ah, ok. Italo-americano, immagino, di origine. Grazie. Benissimo. Senta, dove è nato? Io, New Jersey, che è negli Stati Uniti, 1935, 20 di dicembre. New Jersey. Sì. New Jersey, Stati Uniti, 1935, poi? 20 di dicembre. 20 di dicembre. Ripresa televisiva, consente la ripresa televisiva? No. No. E allora, signori, per favore, benissimo, basta abbassare. Senta, vuole leggere per cortesia? Mi sono dimenticato di dire, dove risiede, dove abita attualmente? Io lavoro a Roma. Lei lavora a Roma. Sì, perché letto qui. Bisogna legge alta voce, scusi, mi ero dimenticato. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signor Bevilacqua, vuole rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero e poi a quelle le faranno gli avvocati? Grazie. Sì. Grazie. Signor Bevilacqua, lei ha detto lavora a Roma, può specificare la sua professione attuale, dove lavora? Sì. Io a tempo di questo... No, attualmente. Ora? Sì. Lavoro per l'ambasciata americana a Roma. Dove? Al cimitero di Anzio. Di Anzio. E nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. La località come si chiama? La località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano. Il cimitero dei Falciani, detto Sì. dei Falciani. Lei ricorda, era a Firenze o comunque quando avvenne l'omicidio del 1985 del settembre in località Scopeti, lo ricorda questo episodio? Sì. La zona dove, il punto, scusi, dove avvenne l'omicidio, lei successivamente l'ha vista, le è stata indicata? Sì. Ce l'ha presente? Sì. La conosceva già quel punto? Sì, passava spesso. Nei giorni precedenti all'omicidio, che è stato scoperto il lunedì 10 di settembre dell'85, nei giorni precedenti lei era passato da quella zona? 2 o 3 giorni prima dell'omicidio e la tragedia, io andavo a San Casciano, facevo la ponte di Scopeti, andavo su alla seconda curva e visto la coppia francese che c'era la ragazza appoggiata in un albero in costume da bagno, prendeva il sole e l'uomo, il suo ragazzo, stava appoggiato in un sacco a pelo a terra. Lei ricorda quanti giorni prima della domenica? Preciso non ti può dire, ma sembra 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni. E lei ha detto anche che ha poi saputo qual è la zona dove i ragazzi furono trovati morti. Sì. Questa dove li ha visti lei questa prima volta non è quella. No, c'era 500-600 metri più avanti, più alta la salita. Se io le mostro una foto che è stata scattata grazie alla sua indicazione, lei vuol vedere se è questa la zona dove vide quella prima volta la ragazza in costume da bagno? Sì, va bene. Può vedere la foto, Si può girare? è alle sue spalle. Leggiamo la didascalia, è una foto in atti in cui si dice via degli Scopeti,
primo posto, la polizia ha scritto, sì, dove la coppia francese avrebbe montato la tenda per la prima volta. Sì. Il luogo è una foto che è stata fatta su sua indicazione, dista 500 metri dal luogo dove è avvenuto il duplice omicidio. Riferimento, va bene. Ecco, vuol vedere se è questo il punto, vediamo se la vediamo un po' meglio, dov'era la tenda, dov'era la ragazza perlomeno. La ragazza quando ho visto io aveva appoggiato l'albero più grande e prendeva sole. C'era verso le 9:30 della mattina. Erano le 9:30. Tende, vide anche la tenda dove era? O la macchina? La tenda sembrava avanti un po' e la macchina stava da dietro che sembrava un verde Peugeot o un Volkswagen Golf. Una Golf, un Peugeot o un Golf? È vecchio, sembrava una macchina vecchia. Sì, sì. E lei vide la ragazza in quell'occasione? Sì. E la notò questa ragazza? L'ho notata perché era una ragazza molto carina, aveva i capelli neri corti e teneva un costume da bagno, bikini nero. Il ragazzo non lo vide? No, lui l'ho visto solo una testa che aveva appoggiato un sacco a pelo nella tenda? Dentro la tenda? Sì. Era tutto nella zona indicata fra quei due alberi praticamente? Sì, perché questa più o meno vicino all'albero a destra. Ecco, grazie. Vogliamo spengere Che questo. numero è questa foto? È la foto, chiedo scusa, numero 2. Ecco, questo quindi è il primo luogo in cui lei vede questi ragazzi francesi 2 o 3 giorni prima sì, del momento in cui furono rinvenuti i cadaveri, e siamo alle 9:30 di mattina. Poi li ha visti ancora? Sì, l'ho visto un po' più avanti, il secondo luogo, che era più alto sulla strada, più vicino a San Andrea, che c'era più o meno la cresta della salita, c'era forse 2 giorni dopo. Forse 2 giorni dopo. Quindi siamo, se prima era 2 o 3 giorni, la prima volta sul giovedì, la seconda volta sul sabato, una cosa... È possibile, giorno preciso non ricordo. No. Vogliamo mostrare la seconda foto? Se è questa la seconda volta dove ha visto i ragazzi. Vogliamo leggere la didascalia? Via degli Scopeti, punto 3, di cui allo schizzo planimetrico che il test ha fatto e che poi mostrerò alla Corte. Secondo posto scelto dalla coppia, secondo quando per la tenda, la freccia indica la posizione. Vogliamo vedere? È questo il secondo posto, che poi è quello dove furono rinvenuti i cadaveri. Sì. Ecco, lei cosa vide quella mattina, la seconda volta? No, la seconda volta mi è rimasto un po' perplesso perché guardando loro, passando con la strada, tu vedevo, erano troppo scoperto, ti vedeva troppo della strada, una macchina che passava di notte, tu potevi vedere che loro non potevano dormire o qualcosa. Ecco, lei rimase impresso che si erano accampati in un posto così scoperto. Sì, sì. E lei cosa vide questa seconda volta e cos'era, mattina di nuovo? Sì, c'erano le cose di notte, tutto non ricordo perché è un po' di anni fa, ma ricordo quello, ricordo la tenda e anche la macchina che stava dietro la tenda. Persone ne vide la ragazza e il ragazzo li vide? L'ho visto tutti e due quel giorno. Erano gli stessi? Gli stessi, sì. Sicuramente per lei era la stessa auto e gli stessi ragazzi. Sì. Questa seconda volta vide qualche altra cosa? No, questo non ricordo, no. Lo so che non ricordo, c'era la mattina prima o dopo che io passavo la strada e andavo a San Andrea per andare a chiesa. Sant'Andrea in direzione nord rispetto? Nord, andavo a nord, passavo a San Andrea, arrivato all'incrocio dopo San Andrea, andavo a destra per andare a Chiesa Nuova. Sì. 200-300 metri dall'incrocio c'è un campo aperto e mi fermate perché mi è rimasto sorpreso che ho visto uno con una divisa, sembrava una divisa marroni, tipo forestale o ANAS. Io lavorando là da anni conoscevo quasi tutti e mi è rimasto perché non conoscevo questa persona.
e mi fermavo accanto alla strada con la mia macchina e lo guardavo questa persona che aveva più o meno la decina di metri da me. Questa persona, dopo che penso che rese conto che io lo guardavo, si è sceso e è andato via di quella zona là, è rientrato più o meno in campo verso il bosco, che è dietro di San Andrea. Cioè, mostriamo un attimo al teste la foto relativa al punto dove avrebbe visto questa persona secondo le indicazioni fornite alla polizia giudiziaria. Leggiamo la didascalia cortesemente. Leggiamo la didascalia cortesemente. Insieme di via di Faltignano. Io prego la Corte di tenere bene a mente da ora questa via Faltignano, perché sarà oggetto di numerose testimonianze. È la foto numero 9 questa? Sì. Insieme di via Faltignano. La freccia A indica, secondo quello che ha raccontato il testo, il luogo ove fu visto. Qui diciamo no, qui chiedo scusa, no, non va letto così perché è letto fu visto l'uomo. Allora togliamo la didascalia per cortesia. No, la didascalia soltanto, vediamo la foto senza didascalia. Solo la foto. No, perfetto, sì, come non detto, e non ricordavo che nella didascalia c'è scritto. Ecco, nel punto A c'era l'uomo? Sì. No, lei domanda chi c'era al punto A. Siccome questo punto l'ho già letto purtroppo, quindi. Nel punto c'era un uomo che sembrava in divisa da forestale. Bene. O qualcosa del genere. Il punto B è la direzione in cui quest'uomo andò? Sì. Ecco, lei ha detto, ma forse ho capito male, che lei sa verso che direzione va questa strada? Questo... Lei lo sa o no? Glielo domandi, perché se lei gli dice quel punto B è domandiamoglielo avanti. Lei se sa dice o no? il punto B è la direzione dove andava l'uomo, gli ha già dato la risposta. Ma lì c'è la freccia. Vabbè, ma il punto B che cos'è? Ma signori miei, forza. Lo dica lei, signor Bevilacqua. Posso rispondere? Certo. Tu scendi quella strada abbastanza, 400-500 metri, ti portavo in direzioni dove avevo la tenda di francese. Oh, ha visto? Lei lo sa perché conosce quella strada? Io ho passato quel bosco migliaia di volte. Eccoci, era più semplice di quel che pensassi. Senta una cosa, lei questo uomo che ha descritto con questa casacca e ce l'ha descritto come persona che una volta guardato da lei si allontanò, così ci ha detto. Sì. Ce lo sa descrivere meglio perché ha un ricordo o non ce lo sa descrivere? No, quello che mi toccava, che pensavo che conoscevo tutti gli operai dell'ANAS forestali perché noi lavoravamo molto insieme. Invece questo l'ho fermato perché erano persone che non conoscevo. Con quella divisa le sembrava strano? O se Perché divisa la era? divisa sembrava o forestali o dell'ANAS. E quella è l'unica ragione che ho fermato. Ecco, lei ricorda le caratteristiche somatiche di questa persona o no? No, le cose che mi toccate è che l'ho visto, stavo a 10-15 metri, non so preciso, c'era il profilo del naso e i capelli sopra. Era magro, era grosso? No, era una persona più o meno robusto. Lei poi questa persona, le sono state mostrate delle foto di persone? Sì. Lei nelle foto che le sono state mostrate dalla polizia ha creduto di riconoscere qualcuno? Sì. Le è stata mostrata una foto in cui nella persona che riconosceva le è stato detto chi era? No, io non sapevo chi era. Lei non sapeva? No. Lei ha riconosciuto una foto e non sapeva chi era? Foto solo. Oggi lei in quest'aula vede qualcuno che, sia pure con le sembianze di oggi, assomiglia a quella persona? Sì. E chi è? Il signore là accanto all'avvocato. Come mai lei crede di riconoscere? Abbiamo Marco che è il Pacciani, Sì, accanto all'avvocato. O è l'avvocato Fioravanti? O... Agli avvocati, in mezzo agli avvocati. All'avvocato. In mezzo agli avvocati.
E ci vuole spiegare come mai lo riconosce come questa persona? Quali sono le caratteristiche somatiche che gli C'è un assomigliano? naso, i capelli, dove c'è la faccenda sopra. L'attaccatura? E la stazzatura di qui davanti, sì. Come lei, per esempio. Ho capito. Sì. Il busto, insomma. Sì. Non ho altre domande, grazie. Avvocato Colao, prego. Prego, lei ha fatto una descrizione molto accurata. Silenzio, signori, per favore. Si ricorda se la persona che lei ha visto prima che si voltasse poi e l'ha osservata meglio di profilo aveva un cappello anche? No, non teneva il cappello. E vedendola si trovava davanti a una persona abituata a stare all'aria aperta o no? Stavo in mezzo alla strada e dopo passato in campo. No, dico, il soggetto che lei vide era una persona che viveva all'aria aperta per colorito di viso? Sì. Era colorito, insomma. Sì, faccia un po' rosso. Grazie, non ho altre domande. Ci sono altre domande, signori avvocati di parte civile? Nessuna. Prego, avvocato Bevacqua. Senta, da quanti anni lei è in Italia? 26 anni. Oh, quindi anche nel 68 c'era in Italia? Sì. Bene. Senta, e dove stava in Italia? Nel 78? Ah, Cimitero americano. cimitero 70, non lo so, io ho detto 68, l'ho buttato lì. Allora, lei chiediamo forse a Quanti anni è che è in Italia lei? Io, quando è arrivato prima, 1964. 64. 6? 6-4, ma io andato via d'Italia per lavoro, 3 o 4 lavori. Opera. 64 lei è stato in Italia. Sì. E in Toscana quante volte c'è stato? Ma in tutto forse 22-23 anni. Bene, grazie. Ed si è sempre occupato di bare, di morti, di cimiteri? No. Di che cosa? Lavoravo nella polizia criminale prima. Ah, polizia criminale. Quindi aveva anche delle pistole lei? Scusi? Aveva anche le pistole? No, Ma la polizia criminale non ha pistole? sulle mani. Solo le mani. Benissimo. Senta, lei ha detto qualcosa di diverso quando fu interrogato. Io glielo leggo e glielo contesto. Va bene? Sì, dimmi. Ho proseguito, sono giunto allo stop con via di Faltignano ed ho girato a destra in direzione di Chiesa Nuova. Percorsi alcune centinaia di metri, poi vedremo com'è, ove esiste una curva a sinistra e delle abitazioni sulla destra, da una stradina sterrata che si mette sulla strada che percorrevo sempre da destra, ho visto una persona che veniva a piedi verso la mia direzione. Poteva avere sui 50 anni, di corporatura robusta, con incipiente calvizie. Sa cos'è la calvizie? Ecco, capelli pettinati all'indietro, di colorito abbronzato sul rosso, come di persona abituata a stare all'aria, che indossava un paio di pantaloni ed una camicia entrambi di color verde forestale. Questo mi pare che così. Sì. Quello che mi è colpito di più è stato appunto l'abbigliamento che ho ricollegato ad una guardia forestale o ad un dipendente ANAS. Va bene? Lei pensava che fosse o l'uno o l'altro. Questi, sentendosi osservato, ha fatto un repentino dietro front, sparendo subito dopo. Questo lei l'avrebbe visto nel 1985. Lei fa riferimento alla persona che vidi allora, cioè la bellezza di 10 anni fa, con incipiente calvizia, capelli pettinati all'indietro, vestito verde. Poi dice: si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Le mostrano la foto. Ma nessuno mi ha detto il nome del Pacciani. Qua lei lo firma. Sì, Però dopo che qua sono, è scritto, dopo che sono dimostrate 2 o 3 foto lei ha insieme. fatto il servizio criminale, quindi è contiguo al servizio criminale anche italiano, va bene? Vi capite benissimo, no? Vi capisce? Vi capite? Voi? Sì, ma sembra Vi che capite? tu stai cambiando e quello qua che io ho c'è scritto detto. così. Sta dicendo che lei sta cambiando quello che ha detto. No, Sta dicendo sono in grado di sapervi indicare i luoghi esatti di quanto tanto la produco questa.
Sì, ma tu parlavi del foto del Pacciani. Si dà atto che al test viene mostrata la foto del Pacciani Pietro, va bene? Questo No, è mi quello state presentando 3 o 4 foto. E allora lei dice dopo, posso dire che la persona da me vista nel viottolo, che ho precedentemente descritto, aveva una certa somiglianza con la persona della foto. La fronte ed il naso mi ricordano qualcosa, ma dato il tempo trascorso e la repentinità con cui l'uomo si è girato non mi consente di essere più preciso. Si ricorda di aver detto Sì. questo lei? Sì. Benissimo. Allora io gliel'ho contestato, quindi lo produco. Poi lei fa un lungo giro con la polizia, se lo ricorda? Sì. Con la macchina. Non era tanto lungo, stava solo sul Te logo. lo dico quanto è lungo. Risalito in macchina, viene percorsa via degli Scopeti fino allo stop con via di Faltignano. Si imbocca quest'ultima voltando a destra. Si percorrono alcune centinaia di metri, 600 metri, 600, sa quanto sono 600 metri? E sulla destra di detta via si notano delle abitazioni, eccetera, eccetera. Il Bevilacqua, indicando la strada sterrata prima dell'abitazione e che la fiancheggia dalla parte sottostante, dice: questo è il punto in cui ho visto venire verso la mia direzione l'uomo a piedi, cioè 600 metri distanti da quel luogo dove stavano queste ragazze. Certo, centinaia di metri. Non teneva un metro, avvocato. No, ma avevano il contachilometro, No, ma ognuno più o meno giudica con i suoi occhi. Comunque i signori verbalizzanti, i suoi amici italiani che fanno polizia criminale, con lei a bordo. Non conosce nessuno dei criminali di qui? No, i suoi amici nel senso amici perché siamo tutti amore, amicizia. Basta con le considerazioni. Va bene, i suoi amici criminali hanno detto, scusi, Ma l'avvocato, guarda, ti giuro, io non conosco nessuno. ma lo so, ma io non ho detto mai nulla che conosce qualcuno di questi. No, ma tu stai mettendo... Va bene, va bene. tu stai- Io mi chiamo Bevacqua come lei si chiama Bevilacqua, abbiamo tutte la stessa matrice, non ci ubriachiamo mai o quasi, geneticamente noi siamo, capito? Bene, controlati. facciamo la domanda. Allora, guarda, lei ha detto che ha visto questa persona, Sì. persona e ha indicato questa persona qua, Sì. il luogo in cui lei l'avrebbe visto e dopo aver percorso diverse decine o centinaia di metri con la macchina Sì. delle persone. Questo Sì. la conferma? E ne fermata con la macchina, guardavo. Grazie. Io produco la documentazione per le contestazioni. Non ho capito qual è il succo della contestazione, forse sono... Sulle fotografie benissimo, dell'incipiente Calvino. perfetto. Perché l'ha conosciuto a malapena, una certa somiglianza, la fronte e il naso gli ricordano qualcosa. Perfetto. Vi sono altre domande? Sì, una ultima. Signor Allora, Bevilacqua, aspetti un attimo che vedo l'avvocato che ora avanti scusi, voleva fare una domanda. Sì. Prego, avvocato. Prima di tutto, Presidente, vorrei rivedere tutte le foto dalla prima all'ultima, cioè dalla numero 2, perché è molto importante sapere di che epoca sono quelle foto, perché quelle sono foto diverse da quelle dell'epoca in cui l'ha vista lui. Dunque, poi volevo sapere dal signor Bevilacqua, Bevilacqua, sì? Sì. Mi scusi. Volevo sapere se lei, pratico di cimiteri, ha visto quali sono le divise del cimitero di San Casciano, degli addetti al cimitero di San Casciano, che è vicino a Chiesa Nuova. Scusa, mi dici una volta la domanda? Lei è pratico dell'ambiente cimiteriale. Sì. Mi potrebbe dire, era vicino a San Casciano, di che colore e di che tipo sono le divise degli addetti al cimitero di San Casciano? Avvocato, prima cosa, il foto non è in colore e i fogli in cose verdi. No, non ci siamo capiti. Lei mi ha parlato che quell'uomo era in divisa, in una specie di divisa, o ANAS o guardiaboschi, una divisa verde scuro. Le divise degli addetti al cimitero di San Casciano, perché ogni cimitero ha divise diverse. No, ma cosa vuoi sapere del cimitero? Voglio sapere se lei ha visto mai un becchino, uno addetto al cimitero.
Io sì. Ecco, quelli di San Casciano li ha mai visti lei? No. No. Allora ritorniamo alle foto. Avvocato, sono vestiti di verde perché... E sono vestiti di verde. ok. Sono vestiti di verde realmente. Ma il cimitero a che distanza Ci mancherebbe, io li ho visti. Avvocato, a che distanza è il cimitero? È vicino. È vicino. È vicino. È nel bivio tra Chiesa Nuova e San Casciano. Dunque, questa foto, Sì. lei come la vede oggi, Sì. era identica alla situazione dei luoghi di allora? Quello non lo so perché non l'ho visto oggi, avvocato. Ma lei li ha viste allora i luoghi? Sì. Ecco, era identica a questo? Ma forse questo è un po' più cresciuto di quell'epoca. È un, Cioè, po', ma- è un po' più... un po' più verde, più natura, perché a settembre c'è meno piante che tu vedi. No? Ecco, o meno forse quello. verde, o meno verde di allora. Perché questo è bianco e nero, te non puoi vedere che colore è. Sì, no, ma a parte il verde, il bianco e il nero, ma ci sono più piante, più siepe o meno siepe di allora? No, sembra passata sopra parecchio ora. Ecco, lei ha visto questo luogo passando dalla strada, Sì. venendo dal ponte Sì. all'inizio Sì. degli Scopeti, in su, no? Sì. Verso Sant'Andrea Sì. in Percussina. Ecco, quando è passato lì, lei, la strada è sotto, no? Non è sopra. Ci fa un po' di salita e ne va molto secco. Ecco, ma non lei è piovuto. sceso dalla macchina? Sì, ma io ho passato là da piedi tante migliaia di volte. Sì, no, ma a me non mi interessano le migliaia, a me mi interessano quei 3 o Quel 4 giorno. giorni prima L'ho dell'omicidio. passato in macchina. In macchina. Sì. E lei in macchina si è fermato su quel luogo? No, ma volevo fermarsi. Ecco, lei ha visto una ragazza in bikini? Sì, io volevo fermare per sempre ragioni, per dire era una zona pericolosa, c'era problemi di omicidio, e invece io non l'ho fatto, che forse ho sbagliato. Problemi di omicidio Sì. c'erano, eh? Sì. E quanti omicidi ci sono stati nella zona? Non lo secondo so lei? perché non l'ho seguito. Ah, non ha seguito. No. Ma Ecco, lo io le sapevo dei volevo- problemi perché c'era cartelli tutto lungo la strada che diceva zone di mostro e cose di quel genere. C'erano No, tanti cartelli. Senta, signor Bevilacqua, io volevo sapere una cosa. Lei è passato in macchina e non si è fermato. No. La strada quanto è più bassa? La strada è un metro e mezzo più alto della strada d'asfalto che va da Scopeti a San Andrea. Ecco, 1,5 metri. Più o meno alla salita dove stava la tenda. Ecco, e la piazzola alla Sì. quale lei si riferisce, dov'è Sì. quell'albero bianco più chiaro, la piazzola era libera nella visuale, cioè lei la vedeva dalla strada 1,5 metri più bassa? Sì, A sedere sulla perché macchina? dopo ci comincia a scendere. No, C'è comincia la cresta così. la strada va in salita. Sì, e dopo Va in scende. salita e la conosco benissimo. Ecco, quindi lei dentro la macchina a sedere Sì. su una strada 1,5 metri più basso di quella No, piazzola. loro stavano 1,5 metri più alto della strada. 1,5 metri più alto. Sì. Ma che cosa c'era tra le piante che stavano sulla C'era strada? un po' di pini, un po' di piante. C'era una siepe per caso? Quello sì, non ricordo. Può essere, ma non ricordo. Ecco, oggi non c'è. No, non Ma credo allora che c'era c'è. neanche quella. Ma siccome il pubblico ministero ha le foto di allora, del giorno dell'omicidio, del giorno dopo, si può controllare. Lei dalla strada poteva o non poteva vedere quella piazzola? Si vedeva dietro la macchina e la tenda. Ecco, chi l'ha interrogata a lei? Non lo so neanche i nomi, non ricordo. No, ma i nomi non mi interessano. Uno di Firenze. La polizia, i carabinieri, 1, 2, 10. Credo la polizia. Avvocato, La polizia. Avvocato, non si agiti. che le No, io volevo sapere. Volevo sapere. Ecco, la persona che lei ha visto e che a lei sembrava, perché lei non si è fermato prima a guardare la donna in bikini, si è fermata a guardare la ragazza in bikini? No, Non si è fermata. No. E ha visto anche il colore del bikini? sì. Ah, benissimo. Che tu c'ho il pelo bianco, un bikini neri è molto evidente. Un bikini nero, si vede bene dall'occhio, sì.
Anche io sono umano come voi. Il nero è uno dei colori si vede meglio. Ed era una bella ragazza, ha detto lei. Sì, molto carina. Molto carina. E quella di vista... Era la prima volta che la vedeva lei? No, i giorni prima che l'ho vista in prima posizione. I giorni prima l'ha vista? Nella prima Perché posizione. loro stavano più basso della salita prima. Ah, ora erano più alti, l'ha visti meglio. Sì. Oh, senta una cosa, lei ha detto alla polizia che altezza aveva quest'uomo che a lei sembrava uno dell'ANAS o della Forestale? Siete più o meno alto come me. E lei quanto è alto? In americano 5.7, in italiano non lo so. Ma da 1,5 metri in su, diciamo 1,5 metri più 20 Forse centimetri più 30. Forse sono 1,82 m, 83, non lo so. 1 metro, quindi alto come lei, Sì. 1,82 m. La ringrazio. Mi ero dimenticato una cosa, che macchina ha lei? Io a quell'epoca tenevo una Lancia. La Lancia, e prima? Prima della Lancia mi tenevo una 131. 100. Quindi lei ha sempre avuto una macchina per... Sì, anche per il mio lavoro, c'ho macchine di lavoro anche. Senta, questa persona che lei ha visto, non aveva, a parte la calvizie, aveva baffi, barba? No. Era non- pulito. Ecco, le posso domandare se le hanno mostrate 2 fotografie? Se sono queste le fotografie che sono allegate a questo verbale suo? Vediamo di prendere le foto originali, avvocato. 5 piedi e 7 pollici. Dunque, allora, avvocato, il test si sieda per favore. Sì, però, avvocato, se lei non parla al microfono, ce lo dica di là. Ce lo dica di là, poi magari lo facciamo, glielo mostriamo. Piuttosto, signor Bevilacqua, mi vuol dire, in misura americana, quanto è alto lei? 5 piedi e 7 pollici. 5-7. 5 piedi e 7 pollici. Sì, ma ricordi che io stavo 8-10 metri da lui, non mica tenevo un metro. Certamente. Non può sì, essere preciso. Va bene. Benissimo. Sta attenta ai pollici. Infatti non sempre alto 1,82. Lei non è alto 1,82. Va bene, non importa. Proseguiamo. È meglio... Ha detto quanto lui. E lui, dai nostri calcoli, ora vedremo meglio, dovrebbe essere alto sull'1,70. Se è 5 piedi e 7 pollici. O facciamo misurare pure lui domani dai Vabbè, periti. ci ha detto tanto che non... Facciamo la misura. Se la differenza è 15 centimetri o 12. No, Presidente, io non ho domande, soltanto per Io le sì, contestazioni produco quella... Benissimo, vi sono contestazioni sulla No, produzione? per non carità, davvero. per carità. Signor Bevilacqua, io effettivamente non ho capito se lei poi ha fatto nella sua mente un passaggio ulteriore per riconoscere, come ci ha detto oggi, le sembianze della persona... La domanda, scusi, Ecco, la domanda. volevo capire se dopo aver visto quelle foto lei ha visto il signor Pacciani da qualche parte e le è venuto in mente che potesse essere lui, o da quelle foto non ha mai più visto? L'avvocato ha presentato il foto per far vedere che teneva i Sì, baffi. sì, Io non guardavo la persona, non ero innamorato di lui. Certo. Solo che l'ho visto la divisa e mi rese conto di quello. No, ma non come mica mai- non ho mica guardato per fare un'inchiesta. Certo, ma come mai oggi ci ha detto che assomiglia a Pacciani? Perché lo vede oggi o perché lo ha rivisto No, la poi prima nel volta- telegiornale, chiedo scusa? L'ho visto oggi perché i telegiornali non guardo troppo perché Ecco. io giro molto i miei lavori. Allora il signor Pacciani, quello che è in mezzo ai 2 avvocati, assomiglia alla persona Sì, che sì. lei vide, per le caratteristiche che lei ci ha detto. Sì. Bene, grazie. Sì, mi scusi Presidente, questa è una domanda nuova e quindi io credo di poter Certo. avere diritto a farla. Ecco, ma scusi, lei ha detto che addirittura un suo cognato, ora non ho gli atti sotto gli occhi, avrebbe mostrato a lei una fotografia, No, non è vero il nulla. giornale Il Messaggero, Non è vero nulla. non è vero nulla, quindi lei ha detto cose diverse. No, tu l'hai detto, avvocato, io no. Ora glielo leggo,
un suo parente gli ha fatto vedere qualche fotografia? Ma chi lo mi fate vedere? Chi lo fate me vedere questi foto? No, sul giornale lei ha visto la foto del signor Pacciani? No. Ecco, come è arrivato lei a dire e si è Io a lei? mia volontà andavo alla polizia perché nessuno è venuto a trovarmi al mio posto di lavoro. Neanche uno. Io stavo la mattina dopo e volevo parlare con un carabinieri. Ci vuole spiegare come mai e cosa fece? Scusi? Ce lo vuole spiegare questo che sta dicendo? Lei volontariamente voleva parlare con i carabinieri e cosa... Sì, perché della sera che sono stati ammazzati i francesi, io ho 2 cani da guardia. Io a quell'epoca abitavo più o meno 300 metri sotto il luogo dove sono stati ammazzati. I miei 2 cani, uno era campione di difesa d'Italia, volevano saltare la rete, che è quasi 2 metri e mezzo d'altezza, e io non lasciavo andare, perché i cani con i orecchi forse sentivo i francesi urlare, e io osservavo i miei cani a catena, perché tenevo paura perché si attaccavano a qualcuno. Dopo quando io ho sentito la mattina, sulla radio in tutto della faccenda, io volevo parlare con un poliziotto per spiegare che è possibile più o meno l'orario. E c'è andato dai carabinieri? Sì, sì. Senta, scusi, io forse qua leggo cose strane, però lei ha detto questo, l'ha detto lei, io non lo sapevo fino a che non l'ho letto, e lei ha detto questo. Per tale motivo, dal 74 al 89 sono stato direttore del cimitero militare USA dei Falciani. Per tale motivo ho avuto modo di ben conoscere la zona, eccetera, eccetera. In merito al duplice omicidio dei cittadini francesi, dopo che un mio cognato, veda che mi ricordo del cognato, Sì, un mio cognato mi ha portato in 7-8. visione a Nettuno il quotidiano La Nazione, che riportava appunto articoli del fatto, e la foto di una persona raffigurante certo Pacciani Pietro, mi ricordo di questo. Può essere possibile, ma No, è l'ha una cosa detto che lei. non rese, forse non rese conto, come lei ha fatto tante domande che c'era altri di quelli che sapevo. L'origine del suo racconto alla polizia ha questa matrice. C'è anche un po' di tempo fa, avvocato. Quindi lei viene cosiddetto allertato, cioè viene spinto a dire alla polizia che lei aveva visto una persona dopo che un suo cognato, l'ha detto lei? Sì, ma lui mi fa vedere quello forse tanto tempo dopo. No, non ci siamo capiti. No. O non ci vogliamo capire? No, io non ti ho capito, avvocato, scusi. No, tu mi hai capito, ma tu non No, ci vogliamo davvero capire. non ti ho capito. Te lo dico io che tu mi hai capito. Suo cognato le ha portato, a lei, ha portato un documento a Nettuno sa dov'è? Vicino al mare, l'ha detto lei, va bene? In visione a Nettuno sa dov'è Nettuno? Sì, sì. C'ha un cognato lei a Nettuno? No? Ce l'ha un cognato in Italia? Sì. Ha mai parlato con suo cognato di Pacciani? Veramente no, ma quando lui viene da Firenze mi porta i giornali. Quindi suo cognato è fiorentino. Forse lui mi fa vedere i giornali. Ma no, l'ha detto lei, perché io non me lo invento, capisci? L'ho detto io là, l'ho detto. Io ho fermato quello e l'ho vabbè, detto. Allora io produco questo documento da cui risulta la sua così. Ma è un giornale venduto a milioni, non è che lui l'ha portato apposta per me, non è mica stata stampata per me. Io non vedo quelli che tu vuoi arrivare, avvocato. No, io voglio arrivare soltanto ad una cosa. Se tu lo dici, io l'ho letto. Che lei, anche se non ha visto, secondo lei, il Pacciani alla televisione, ha visto le foto del Pacciani che le sono state mostrate da suo cognato in un No, giornale. è stata mostrata di quel signore là. Dopo. Per uno di quelli lì che Dopo. Sì, Comunque ma anche io produco mio questo cognato ha portato il giornale anche dopo. Che lui viene a trovarmi 1 o 2 volte all'anno. Ma insomma avete parlato di questo? Non lo ricordo. Non la ricordo. Ok. Questa cosa non la ricordo. Vabbè, io ho prodotto il documento, quindi mi pare che sia abbastanza importante. Un'ultimissima domanda, se è consentito. Era quella che stavo facendo prima, poi ci siamo un po' interrotti. Se io non ho capito male, lei ha detto: io al momento dell'omicidio abitavo abbastanza vicino al luogo Sì. del fatto. Sì. Ha parlato anche di metri?
Tu fai un linea diretto dove sono stati ammazzati i francesi a 300 o 400 metri. Lei in che via abitava? Non abitavano in via, abitavano dietro il cimitero. Ah, ecco. Senta una cosa, e lei ha detto, se non ho sempre capito male, i miei cani quella notte sentivano qualcosa. Sì. Lei però non li sciolse. No, perché i cani certe volte te ce l'ho un animale, una lepre, qualcosa, i cinghiali ci saltano. Sentivano qualcosa. E lei ha detto, io poi andai dai carabinieri l'indomani. Ho chiesto quando veniva uno a parlare con me. Ecco, e sono venuti? No, è andato io. È andato lei. I carabinieri di dove? Io ho chiesto il carabinieri di Nettuno per chiamare Firenze e dirlo quelli lì di Firenze. E sono venuti dei carabinieri da lei? No, venuto io. È andato lei, si ricorda dove? A Borgo Ognissanto. E parlò con dei carabinieri? Sì. Quanti giorni dopo il fatto? Non lo so, l'ho messo dentro il verbale perché parlavo di prima sera. Sì. E non ricorda se erano più di uno, era un ufficiale, era un sottufficiale? C'era 2 o 3. 2 o 3. Lei conosce i gradi italiani? Sa? No, perché era vestito civile. Ah, erano civili. Grazie, non ho altre domande. Queste domande che ha fatto il pubblico ministero, sì, ho quasi finito. Senta, lei la sera sente questi cani che abbaiano. Lei era dentro o fuori il cimitero? Dentro. Dentro il cimitero. E la sera stessa se ne va a Nettuno? Scusi? La sera stessa se ne va a Nettuno lei? Non ti ho capito. Lei ha detto che poi ha chiamato i carabinieri di Nettuno. No, i carabinieri di Nettuno dopo, perché io sono andato via da Firenze nel 89. Ah, quindi questa faccenda dei carabinieri di Nettuno è dopo, nell'89, Sì, 4 anni dopo. Sì. 4 anni dopo, lì per lì non ricordava questo. Ho parlato 2 o 3 volte prima, ma non sono chiesto per fare un verbale scritto. Ecco, scusi, ma lei la giurisdizione territoriale, anche se voi avete la extraterritorialità perché è degli Stati Uniti d'America quel terreno, lei se aveva bisogno di qualche cosa, dove si rivolgeva? A quale stazione? I carabinieri più vicino. Quali erano? San Casciano. Lei non è andata? Sì, ho parlato con il maresciallo là. Quando ha parlato? C'era poco dopo la faccenda. Però non ha messo a verbale nulla il maresciallo? Non credo. No, vabbè, grazie. Quindi a Nettuno ci è andato nell'89? Sì. Ecco, scusi, e nell'89 va a Nettuno, va bene? Sì. Ecco, e cosa dice ai carabinieri di Nettuno? Perché dice qualcosa ai carabinieri di Nettuno? Che cosa dice? Perché la faccenda veniva fuori dei francesi e gli ho detto, guarda, nessuno mi mai... Che faccenda veniva fuori? La faccenda dell'omicidio dei francesi, ho detto, forse possa essere utili quelli che sapevi io. Certo, ma venendo fuori questo omicidio dei francesi veniva fuori anche il nome di qualche indagato, di qualcuno che... No. Anche io ho parlato con i carabinieri 2 o 3 volte, loro hanno detto che mi chiamavano a me. Invece io ho insistito per dire il mio. E lei, scusi, ai carabinieri di Nettuno cosa doveva dire esattamente? Io ho detto c'era certi particolari della faccenda dei francesi che pensavo importanti. E quali sarebbero questi particolari? Scusi? Quali erano questi particolari che secondo quelli che tu hai letto là. E anche dei cani? Sì. Anche dei cani. E poi non l'hanno più sentita? No. I carabinieri di Nettuno, chiamati quelli di Firenze, loro sono chiamati a me. Quindi questo succedeva nel 90, 91, 92? 92? Penso 90 e 91. Benissimo, grazie. Presidente, Avvocato Fioravanti vorrebbe fare qualche domanda. Possiamo anche fare. Forza signori, vediamo di essere però stringenti, perché state domandando le stesse cose da un quarto d'ora. No, io non domando le stesse cose, Presidente, allora, avanti, perché signor Bevilacqua, lei ha detto, quando ho sentito la radio la mattina dopo... Sì, preciso non ricordo, ma l'ho sentito.
La radio la mattina La radio dopo. poteva essere giornali, ma in qualche modo l'ho visto la faccenda. Ma lei alla Anche sera, la strada era chiusa per andare a San Casciano. lei ha detto alla sera ho sentito i cani, li ho Sì. dovuti legare Sì. perché pensavo che Sì. aggredissero qualcuno. Sì. E la mattina dopo, queste testuali parole io l'ho segnate e poi saranno anche registrate, la mattina dopo ho sentito la radio, ecco qui, Normalmente la radio emette ogni mattina alle 6:30 per sentire il giornale. ecco, e quella Che mattina, io andavo a lavorare alle 6:30 la mattina, è l'unica ragione. Dopo Sì. quando io andavo a prendere caffè, vedi che la strada per andare a Ponte Scoperti e andare su era chiuso. ecco, ma lei la mattina dopo aver sentito i cani alla sera, No, ho sentito i cani alle 11 alle 2 di mattina. ecco, e la mattina ha sentito la radio con il fatto Poteva essere mattina, può essere un po' più tardi, perché non guardo l'orologio ogni volta. del giorno 9, Poteva essere. I giorni non ricordo. la mattina dopo che ha sentito i cani. Sembra la mattina dopo. La ringrazio. Domanda, Presidente. Avvocato Santoni. Un chiarimento. Lei ha detto di aver sentito i cani. Vorrei sapere esattamente quando ha sentito i cani rispetto a quando ha visto la persona camminare nel viottolo, va bene, e quando ha avuto la notizia dalla radio o dal giornale che sia. Se lo può ubicare un po' esattamente. Cioè, lei la notizia dell'omicidio l'ha sentita quando? Lunedì, martedì? I cani Non hanno... ricordo i giorni. Però i cani hanno abbaiato in un giorno A diverso? lungo e molto cattivamente. Vi erano cani da guardia di strada. Lei non riesce a differenziare se i cani hanno abbaiato lo stesso giorno in cui ha visto questa persona? No, sono che andato l'ha- all'angolo della rete in direzione dove sono state trovate i francesi. Ma era lo stesso giorno che lei ha visto quella persona? Era la senza- notte prima, la sera prima. La La sera del delitto. Sì. Il problema è la sera del delitto, quando è? Sì. Lei Non ha se- ricordo, ma era la sera del delitto. No, è la sera prima che ha sentito la notizia alla radio? Sì, Che lei ha sentito sì, la questo sera è prima. importante. Non dica la sera del giorno del delitto perché ci potrebbero essere dei problemi. Io voglio sapere questo. Lei ha sentito... Me li Signori, vedo anch'io, avanti, se ma vi permetti, rendete problemi. conto di Non quale, sei di quale l'unico importanza abbia addetto la a risolvere i circostanza dei problemi. cani, i quali possono abbaiare anche alla luna, oppure perché un riccio gli attraversa la strada? E noi è mezz'ora che stiamo parlando di questi cani. Avanti. Comunque, concludendo, lei ha sentito quei cani abbaiare in maniera sospetta il giorno prima della notizia della radio? Sì, sì. Grazie. Dunque, signori, ora basta. Signor Adesso Presidente, faccio io- una domanda io. Io se prendo un'aereo anche per molto andare in breve, Francia. Presidente, sull'altezza. Sull'altezza. Dunque, caro Scusi, lei ha Facciani, visto perché non uscire- viene qui? Prego, no, dico, lei ha Vediamo visto l'uomo così. uscire... Avvocato, scusi, non non l'autorizzo a fare domande. Facciani, le dispiace venire qui se crede? Accompagnatelo qui sull'emiciclo. Signor Bevilacqua si vuole alzare perché... Se crede, non è mica obbligato. Assomigliano pure, Presidente. Un po' effettivamente. Molto. Allora. Il testimone non deve essere ripreso, quindi attenzione. Allora, vediamoci un pochino. Il Facciani è più basso. Mettetevi davanti per questo. No, non colloqui Facciani, non colloqui Facciani. Lei non parli con l'imputato. Mettetevi a una certa distanza. Allora, vediamo. Visibilmente più vicini per cortesia, mi pare che sia più alto, certamente. Più alto di un palmo, sì. Il testimone è più alto di un palmo del Pietro Facciani. Va bene. Come dice? Possiamo sentire anche noi cosa dice il Presidente? Quindi lei mi stava possiamo dicendo sentire- una cosa, il test. Ecco, lo dica pure al microfono. Io personalmente l'avvocato che non conosce anche il tuo nome,
if tu potevi vedere la differenza a 10 metri dell'altezza di lui e me, tu dicevi più o meno, come detto io. Più o meno. If tu non fai vestiti, tu non sei uno che fai vestiti o roba da portare, non sapevo. Gliel'hanno fatto. Silenzio, silenzio, silenzio. Il teste ha detto, l'indicazione mia era naturalmente più o meno. Più o meno a un'altezza come me. D'accordo. Senta, piuttosto, signor Bevilacqua, signore Silenzio, una cosa. Lei parla di quel tipo che lei ha visto vestito di verde come uno che aveva tra l'altro una incipiente calvizie. Sì. Ecco, ci No, vuol sembrava dire... più una giacca. Prego. Più una giacca, olive, tipo... Sì. No, ma a proposito di questa incipiente calvizie, cioè com'era lui, come me per esempio? I capelli? Sì, oppure aveva più folti? No, Cosa vuol... no, aveva un po' più di capelli forse. Aveva più Qui di forse un po' di più. più di capelli. Ma il naso in tutto è lo stesso. Quindi lei vedendo Pacciani si convince... Il naso è lo Il naso, stesso. no. Perché Ha c'è indicato scritto anche l'attaccatura un po' dei di capelli, più di avvocato. capelli, Presidente. Facciamoglielo dire al test invece di voler noi trovare Ecco. differenze e detto che l'ha detto, somiglianze. abbiamo Tanto per intendersi, allora lei ha Pacciani Deve qui davanti, ora lei deve essere I capelli. rigoroso e obiettivo al massimo grado. Lei guardi, Pacciani ha sempre avuto una capigliatura, non Per c'è... me sembra lui. Mi sembra lui. Non è calvo il Scusi? Pacciani non è che è affetto da calvizie, ha l'attaccatura un po' alta. Ora. Presidente, Allora, io penso che lui non capisce calvizie. No, io sono un po' sordo. Scusi. Ci sono delle fotografie ben precise, il test dice di avere, ricorda le fotografie che ho prodotto io, che poteva assomigliare soltanto dal naso e basta, perché le fotografie da allora che vedevano il signor Pacciani pieno di capelli non glielo ricordavano, addirittura soltanto il naso gli ricordavano. Ecco, vabbè. ora si ricorda tutto. È scritto agli atti. Posso andare? Vi sono altre domande? Avvocato Presidente, Colau. mi scusi, sull'altezza, io voglio chiedere questo. Dunque lei ha detto che ha osservato bene l'uomo che usciva dal ghiottolo. Sì. Bene. E si ricorda se rallentò anche la velocità per osservarlo meglio? Della Scusi? macchina? Se rallentò la velocità Io della con la macchina? Sì. Io ho fermato con la macchina. Ah, si è Si fermato. era Sì. fermato. Bene. Allora scusi. Perché questo- pensavo che conoscevo uno di guardia. Ok. Diciamo, rispetto al piano dove era lei con la macchina, rispetto al viottolo, il viottolo era più basso o più alto? Era più basso, perché Più la basso. strada andava così. Ecco, quindi lei apprezzò l'altezza da queste due posizioni. Io non mica di cercavo Roberto. lui, sono un preciso. Grazie, questo Il volevo metro sapere. non ce l'aveva, questo l'ha già detto. Basta così, il test può andare. Grazie, buongiorno signor Bevilacqua, arrivederci. Presidente, 5 minuti.